Guardate, ci tengo a fare questa parentesi perché è importante ogni tanto anche all'interno della Radiazza ristabilire il ruolo primario in questo momento di Francesco Emilio Borrelli, che è quello di consigliere regionale. Allora, al consigliere regionale chiedo che cosa è accaduto ieri in consiglio circa i vitalizi agli eredi. Consigliere, buongiorno. Buongiorno Gianni. Vabbè, come molti ascoltatori sapranno, io da sempre mi sono battuto contro i vitalizi e contro il cumulo dei vitalizi e contro la reversibilità dei vitalizi. Che cos'è un vitalizio? Il vitalizio è quello che è stato dato fino a qualche anno fa a parlamentari e consiglieri regionali, un assegno tipo pensione senza aver versato contributi, addirittura cumulabile. Ci sono noti esponenti politici nazionali che pontificano e vanno a parlare del futuro del paese, che ne cumulano pure 3 o 4 più la pensione da professionisti che gli aveva pagato l'ente presso quello stati deputati o consiglieri regionali. Sì. In consiglio regionale noi abbiamo abolito i vitalizi, ci sta soltanto la pensione contributiva. Significa però che comunque a contributi che versano i consiglieri ci sta una quota parte che caccia la regione. Per questo motivo io avevo ottenuto in precedenza che non ci fosse la reversibilità e avevo chiesto un regolamento che prevedesse la reversibilità solo per delle famiglie che avessero un'ISEE basse. Faccio un esempio: la famiglia del consigliere Y senza quel pensione andrebbe in difficoltà economica, c'è un'ISEE bassa. A quel punto la reversibilità era prevista, ma come succede adesso che ci sono mogli di ex deputati, consiglieri che cumulano i vitalizi dei vari le reversibilità dei vari mariti, queste donne o questi figli pigliano un sacco di soldi, senza aver mai versato un contributo. Com'è finita? Sì. Ieri è stata presentata una modifica della norma attuale che prevedeva la reintroduzione della reversibilità senza questo sistema che avevo chiesto io. A quel punto avevo previsto un emendamento, ma poiché mi avevano portato tutti quanti una mozione unanime di tutti i consiglieri tranne me, mi è stato chiesto di ritirare la mozione e di votare contro in attesa di fare il nuovo regolamento, cosa che ho regolarmente fatto, ma con mia sorpresa non sono rimasto poi il solo a votare contro questa modifica, ma mi sono trovato anche altri consiglieri regionali che avevano firmato quel documento. Allora, ne ho voluto parlare perché il mattino ci ha fatto la prima pagina, ma ieri pomeriggio Francesco mi aveva raccontato tutto e mi aveva anche detto, questo per evitare che qualcuno pensi che io tiri le volate, mi aveva anche detto: guarda, se non esce la notizia non ne voglio parlare. Siccome la notizia è diventata di dominio pubblico, infatti non ci sta neanche sulla mia pagina Facebook, se ci fanno caso. No, è così. Allora avete sentito che cosa è accaduto. Quindi alla fine come siamo rimasti? Allora, alla fine è passata la reversibilità. Devo dire, è passata assieme a tante altre norme utili per il territorio. Sì. La polizia straordinaria, sarà felicissimo Giosi della Ragione, i Campi Flegrei, dei laghi dei Campi Flegrei, una mozione a cui tenevo particolarmente. Abbiamo introdotto una multa e anche una sanzione penale per chi tiene gli animali in catena, perché non era previsto dalla nostra regione, ma il regolamento del fotovoltaico, ma tantissime altre cose. Tra queste è passata anche questo. Io ho già preannunciato, quando mi hanno chiamato ieri i giornalisti, che io presenterò di nuovo due norme, una che è quella che ho detto prima dell'ISEE e la seconda il divieto di cumulo per chi ha il vitalizio, perché per me è inaccettabile che soggetti politici che non hanno mai versato contributi possano cumulare pensioni, quindi vitalizi, senza aver pagato per averli. E quindi la zucchina va in quel posto a me, perché essendo io e te congiunti, se tu schiatti non mi lasci. L'unica speranza era questa, eppure questa mi hai tolto. Sì. Va bene, guarda che ti ho fatto un'intervista da consigliere regionale, sì. Te la fanno tutti, no? Tutte le radio ti chiamano così, noi raramente la facciamo. È vero. E allora a questo punto torniamo nei ranghi. Grazie consigliere, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie. Allora